Eder, Mech, Pallister. Ciao Eder, come ti avevo annunciato già nel mese di maggio, il caso di Liliana Resimovic sarebbe poi stata soltanto una battaglia tra periti di medicina legale. Prendo spunto da un caso che ho seguito, sono stato il perito anche, di Marina Di Modica. Era una donna che è scomparsa nel 96. Questo per spiegare che la legge non è assolutamente uguale per tutti. Sì, c'è questa scritta al muro quando tu entri nelle sale giudiziarie, ma assolutamente non è uguale per tutti. È uguale soltanto a livelli. Cioè, voglio dire, se tu sei potente e ricco, allora è uguale a un altro potente e ricco, ma se tu non hai la capacità di capire che in queste aule c'è un potere velato, penso che se non si hanno queste qualità di avere degli avvocati veramente a livello giuridico forte e potente, non si va da nessuna parte. Comunque ti prendo questo caso qui della scomparsa di Marina Di Modica. Il papà della dottoressa Di Modica era un dottore, era un professore di medicina ed era docente della facoltà di chimica e presidente dell'Accademia delle Scienze, quindi una persona molto conosciuta a Torino e molto stimata. Questo papà fece il diavolo 4, prese uno dei migliori avvocati di Torino, l'avvocato Zanca, tra l'altro un avvocato famosissimo anche ai tempi delle BR, era giovanissimo e si espose molto, quindi un avvocato a livello professionale altissimo. Fu poi condannato a 14 anni Paolo Stroppiana, che lavorava all'interno di un negozio molto famoso della Bolafi. È un negozio dove praticamente ci sono delle aste giudiziarie, ci sono delle aste molto famose per francobolli, per autoclassiche, magliette sportive, tutto ciò che sono articoli molto, molto pregiati. Ma perché dico che la legge non è uguale per tutti? Perché anni prima, nel 1989, sempre all'interno di questo negozio dove lavorava il Paolo Stroppiana, che fu condannato per l'omicidio della Marina Di Modica, scomparve Camilla Bini. Era una persona che lavorava all'interno dell'AFI e la questura e la procura non fecero assolutamente nulla, ma nulla, quando i familiari nell'89 denunciarono la scomparsa. Perché non fecero nulla? Perché ancora oggi si vive di pregiudizi e perché la Camilla Bini fosse di origine eritrea da parte di uno dei due genitori, perché l'altro era italiano, praticamente nella pratica scrissero sarà tornata al suo paese. Questa è l'indagine che è stata fatta dalla questura di Torino per la Giuliana Bini. Mentre per la dottoressa Di Modica l'unica cosa che c'era, diciamo come prova, un'agenda che la stessa scriveva ogni giorno dove la sera della scomparsa scrisse a cena con Paolo Stroppiana. Passarono moltissimi anni, ma il potere del dottor Di Modica, papà chiaramente della Marina Di Modica scomparsa, e l'avvocato Zancan, dopo parecchi anni riuscirono, con la scelta anche di periti non presero periti a caso, presero periti, esempio per le cabine telefoniche di Torino, della Telecom e non privati, che chiesero alla stessa Telecom l'invio dei periti e di analizzare chiaramente le chiamate in entrata e in uscita, tutto ciò che fa un perito a livello di telefonate intercorse. Stroppiana, diciamo, fu incastrato anche da gli stessi colleghi della Bolafi che smentirono alcuni depistaggi dello stesso e smentirono anche la fidanzata dello Stroppiana che aveva fornito lo stesso un alibi di ferro, quindi non ci fu omertà, anche se ci vogliono molti anni. È stato condannato, lo Stroppiana adesso è fuori perché sono passati gli anni, ma il corpo della Marina Di Modica non fu mai trovato, quindi pensa il potere che hanno alcuni avvocati e periti. Tu immagina, in questo caso si è trovato anche il corpo di Liliana e nonostante non fosse stato trovato né arma né corpo della Marina Di Modica, lo Stroppiana solo su reperti investigativi, tutto ciò che, ripeto, non ha fatto la procura, reperti investigativi, dico, si sono mossi raccogliendo i pochi elementi che c'erano, praticamente hanno pensato
cioè la conclusione dei magistrati è stata che sicuramente Marina Di Monica è stata uccisa e sepolta. Guarda che è una cosa rara che si condanni, che si condanni una persona senza aver trovato il corpo e neanche l'arma del reato. Perché ho preso questa vicenda? Perché nel caso della Liliana Resinovic ho notato immediatamente quando mi sono recato a Trieste che c'erano delle cose assurde, delle cose che non erano nell'iter investigativo delle procure della questura. Si tratta di un omicidio. Se ricordi bene, Eder, io ti ho consegnato della mia documentazione in base alle mie, diciamo, analisi sul campo, analisi però investigative, non medico-legali, di ciò che non aveva fatto la questura. Anche perché subito qualcuno, sicuramente un depistaggio, sicuramente qualcuno che li ha abbindolati a far credere immediatamente che fosse un suicidio. Cosa assurda, perché non può essere un suicidio. Un bravo investigatore, delle brave persone, se hanno assistito alle volte a dei suicidi o meglio a degli omicidi, capivano subito che non poteva essere un suicidio, era lampante. La cosa più grave è non aver immediatamente sequestrato PC e telefonini al Visentin, non aver immediatamente controllato con i RIS sia la casa che il magazzino che lo stesso Visentin non ha detto che aveva, cioè il Visentin ha mentito dicendo che non aveva nessun magazzino. Questo si è saputo poi dopo dei giorni. Poi, cosa assurda, di assurdità è pieno questo caso, e di incapacità investigativa, lo ripeto, non hanno mai dato una spiegazione dove fosse Liliana nei giorni della scomparsa. Quello la procura non interessava, e invece no, perché i parenti lo vogliono sapere e io penso sempre, quando c'è un'inchiesta che è sicuro che è un omicidio, dovevano documentare giorno per giorno dove fosse stata Liliana o se fosse stata all'interno di un alloggio, ma questo la procura non ha mai fatto nulla. Poi aggiungo anche una cosa. E citando la Di Monica ho detto non c'è stata poi omertà, ma è stata una delle cose che ha incastrato poi il Paolo Stropiana nella sparizione della dottoressa Di Monica. Perché in questo caso invece, quando mi recai a Trieste, feci delle domande mirate a Claudio, a Sergio Risimovic e alla cugina Silvia, inerente a degli amici, mi dissero no, non vogliono più rispondere, sono terrorizzati, non sono stati sentiti. Quindi quando si parla di omertà del sud devo dire che anche se Trieste è al nord sono omertosi uguali. Potrei aggiungere tantissimi elementi dove la questura non ha investigato, dalla sera del presunto incidente del figlio che, cosa assurda, in quei giorni che è scomparsa Liliana, pensa bene di notte di chiamare il papà per soccorrerlo. Io dico solo una cosa: un figlio che sa che al papà è scomparsa la moglie, finisco fuori strada, l'ultima cosa che faccio è chiamare mio padre anziano, o chiamo il carro attrezzi o chiamo un amico, non certo mio padre. E quindi anche lì io pensai che quell'escamotage di Sebastiano Visentin di uscire in piena notte e andare a aiutare il figlio che era uscito fuori strada fu il giorno o la notte che il corpo di Liliana fu portato sul luogo che poi è stato ritrovato. Quindi Liliana in quel campo lì forse c'è stato massimo 2 giorni, ma non certo 25 giorni. Ma arriviamo al dunque, perché ti dissi che a maggio ti dissi guarda, ormai è una sfida tra medici legali e tra perizie. E il problema è un altro. In questo caso chi ha fatto la giocata a scacchi migliore, perché adesso è una partita a scacchi, è stato l'avvocato del Visentin, il Paolo Bevilacqua. Perché? Perché in un momento che secondo me l'avvocato Bevilacqua ha capito tutto, ha preso come consulente, come perito, l'ex generale dei RIS Luciano Garofalo. E chiaramente questo ha un peso in un'indagine dove si vede la procura e la questura, perché lui è un ex generale dei RIS. Se il generale Garofalo fosse stato invece preso come perito da parte dei parenti di Liliana Resimovic e dello stesso Claudio, noi parleremo oggi di un omicidio. Tutti i mass media sarebbero concordi per l'omicidio.
È anche vero che il generale Garofalo si è contraddetto più volte. Leggendo la documentazione che io ti avevo inviato, Eder, lui più volte si è contraddetto sull'ambiente, sul terreno dove è stata trovata Liliana Resimovic. In un primo momento disse che era di facile percorrenza, poi che era caduto più volte, che era difficile camminare su quel sentiero, poi disse invece che era facile camminare, una volta disse che si era sporcato tutto, invece poi disse che le scarpe erano pulite, cioè si è contraddetto. Se si va a vedere le registrazioni dei programmi ha detto più volte cose diverse. Ma anche se ha detto delle cose diverse, rimane un personaggio molto molto potente all'interno ancora oggi delle questure e delle procure. Quindi qual è la mia perplessità? La mia perplessità è questa, che la procura e la questura, non avendo fatto le indagini come avrebbero dovuto fare persone serie, saranno un ostacolo insormontabile perché si chiuda questo capitolo con la missione dell'omicidio di Liliana. Quindi il Sebastiano Visentin per adesso purtroppo ha una parte di legali e periti molto più potenti della controparte. A questo punto io avevo indicato una persona che avrebbe affiancato i legali della famiglia Resinovic e dello stesso Claudio, e ad oggi non so se questa possibilità verrà vagliata dai familiari dello stesso Claudio. Tengo a precisare che questa persona lo farà a titolo gratuito. Tu, Eder, sai benissimo di chi si tratta, è un professionista a livello, io penso, nazionale e internazionale, e ti chiedo di non svelare il nome e il cognome, perché fin quando non si saprà bene se accetteranno o no, preferisco non fare nessun nome. E può anche darsi che poi non lo faccia ugualmente. Ti chiedo solo questo favore perché si tratta di una persona di un livello altissimo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.